Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic ha sollevato vari interrogativi riguardo alle circostanze della sua tragica morte. Uno degli scenari principali su cui si è concentrata la perizia medico-legale è quello del soffocamento mediante la tecnica del chokehold. Questa tecnica, nota in italiano come presa per il collo, implica il blocco del flusso sanguigno al cervello, generando perdita di conoscenza, e, se mantenuta, può portare alla morte. La perizia indica che sul corpo di Liliana Resinovic sono state riscontrate lesioni che supportano l'idea di una violenza fisica durante un'aggressione. Questi segni suggeriscono che la donna abbia subito un peculiare movimento del capo e del collo, una rotazione e flessione anomale che solitamente non avvengono in condizioni normali. Questo significa che può esserci stato un tentativo della vittima di liberarsi da una presa. Analizziamo più nel dettaglio la tecnica del chokehold nel contesto delle arti marziali, in particolare del judo. In questa disciplina, il chokehold viene utilizzato per sottomettere un avversario senza causare danni permanenti. Tuttavia, se la tecnica viene mal gestita o abusata, può diventare pericolosa. Immagina un combattimento in cui un atleta cerca di immobilizzare l'avversario. L'aggressore si posiziona alle spalle della vittima e piega il braccio attorno al collo, formando un semicerchio. L'incavo del gomito si trova sotto il mento dell'avversario, e l'avambraccio avvolge la gola. Nel chokehold, l'obiettivo è applicare pressione non tanto sulla trachea ma sulle arterie carotidee che si trovano sui lati del collo. Così facendo, si riduce l'afflusso di sangue al cervello, portando rapidamente alla perdita di coscienza. Durante un allenamento di judo, tale manovra viene sempre eseguita con estrema attenzione e sotto stretta supervisione. I praticanti sono addestrati a riconoscere i segnali di cedere prima che una mossa diventi pericolosa. Tuttavia, in un contesto di violenza reale, come quello ipotizzato nella morte di Liliana Resinovic, la tecnica può essere usata con fatali conseguenze. La perizia ha rilevato, oltre al soffocamento, una frattura perimortale alla faccetta articolare superiore sinistra della vertebra toracica T2. Questo tipo di lesione è tipico di movimenti violenti e improvvisi, come quelli necessari per eseguire un chokehold o per resistere ad esso. Si tratta di una combinazione di traumi rotazionali e compressivi su collo e testa, che possono verificarsi quando si cerca di sottrarsi a un attacco. In conclusione, la morte di Liliana Resinovic potrebbe essere il risultato di una soffocazione tramite chokehold, in concordanza con le dinamiche di colluttazione osservate. L'ipotesi di una morte per soffocamento esterno è supportata dall'affermazione che il movente dell'aggressione includa tentativi di divincolarsi dalla vittima, in contrasto con la volontà dell'aggressore di esercitare un controllo completo. Uomo trovato morto a Valbrembo. Il tragico ritrovamento di Luciano Muttoni, 58 anni, nella sua abitazione di Valbrembo, nella provincia di Bergamo, ha scosso profondamente la comunità locale. L'uomo è stato trovato senza vita, con segni evidenti di violenza sul capo, ferite che sembrano compatibili con un'aggressione mediante un corpo contundente. I carabinieri della zona hanno avviato un'indagine per risalire alle circostanze esatte dell'omicidio e per identificare i responsabili. L'Eco di Bergamo ha giocato un ruolo cruciale nel riportare questa tragica vicenda, sottolineando l'urgenza della risoluzione di questo caso per assicurare giustizia alla vittima e alla sua famiglia. Domenica di lutto a San Giovanni Valdarno. In una domenica segnata da lutti, San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, è stata teatro di un tragico omicidio. Una donna di 93 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di via Fermi. Le indagini preliminari indicano che la vittima è stata strangolata nella notte tra sabato e domenica. I sospetti si concentrano sulla figlia della vittima, una donna di 66 anni, attualmente in stato di fermo. Emergono dai racconti dei familiari e conoscenti, su cui stanno lavorando i carabinieri, dettagli di una convivenza difficile, segnata da litigi frequenti e tensioni esacerbate dalle condizioni di salute dell'anziana. La figlia avrebbe contattato le autorità dopo essersi resa conto che per la madre non c'era più nulla da fare.
Tra i motivi di contrasto potrebbero esserci stati anche i piani di trasferimento in Abruzzo, una possibilità che sembrava dividere le due donne. La tragica morte di Simone D'Arrigo a Catania. Il 16enne Simone D'Arrigo ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto presso il centro commerciale Etnapolis, Catania. L'ipotesi principale della magistratura è quella dell'omicidio colposo. Un'accusa che viene sollevata in tali circostanze per investigare su possibili negligenze nel rispetto delle norme di sicurezza. Simone è caduto da un lucernario, circostanza che ha provocato la sua morte presso l'ospedale San Marco, in base ad alcune testimonianze, tra cui quella di un coetaneo presente al momento. Simone stava saltando sulla cupola del lucernario, forse per gioco, quando questa si è rotta, facendolo precipitare in una scala a chiocciola sottostante. La scena che si è presentata agli occhi di amici e parenti, giunti immediatamente sul luogo, è stata scioccante, segnata da chiazze di sangue e il dolore inconsolabile della famiglia. Il nulla osta per la restituzione del corpo alla famiglia è stato concesso, consentendo così di iniziare il processo di elaborazione del lutto in tutta la comunità di Motta Sant'Anastasia, dove Simone era conosciuto e amato. Questi tre eventi drammatici hanno suscitato profondo dolore e sgomento nelle rispettive comunità, facendo emergere ancora una volta la fragilità della vita umana e l'importanza di una giustizia tempestiva e adeguata. Sulla mia moto corro presto, lo troverò quel maledetto, e con un colpo mio mortale, vedrai gliela farò pagare. Ragazzo, tu non mi seguire, rispetta questo mio dolore. Judo vai, sappiamo che per te è importanza. Judo vai, ma non usare la violenza. Judo vai, il tuo dolore ti ha accecato. Judo vai, non diventare come lui. Io girerò con tutti i mezzi, quell'uomo voglio fare a pezzi, e certo non avrò paura, qualunque sia la mia avventura. Ragazzo, tu non mi seguire, rispetta questo mio dolore. Judo vai, sappiamo che per te è importanza. Judo vai, ma non... Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.